Come vi pare. Tanto frega un cazzo. Io vinco sempre. Io vinco. Io vinco in qualunque modo del cazzo, non posso perdere. Sì, potete spararmi, ma non potete uccidermi. Qualità cerebrale, non sta a celebrare. E tra il totale tu non sai ascoltare. Con lo specchio cambia faccia, non ti parla, non ti ammazza, scontato che ti piace. Ciao, sono la tua coscienza, sento troppo latenza, è l'ora di smetterla. Sentila, parla proprio quella che prima di dire dovrebbe ammutolire. Il tuo cuore tra le spine, umano tra le mine, è il minimo rumore, è il tuono della fine. L'empirio è sempre più basso, stiamo affondando. Questo è l'inferno, o mi sbaglio? Vivo, ma dormo e sto in bilico, e così morrò. Vivo, ma dormo e sto in bilico, e così morrò. Cammino tra bugie, poesie, idolatrie, scie, false magie nel buio di queste vie. Una faccia che mi chiama e che sorride, vuole darmi dei consigli su quello che devo scegliere. Ho le cervella che mi esplodono, giocare a questo gioco significa io vivo, tu morto. Appeso a un filo fino all'ultimo corrente, mentre blocco le tue vie e ne risalgo la corrente. Mi perdo dentro il mio tempo, rivoglio quello che ho perso. Ascolta quello che ho dentro, dammi tutto ciò che ho perso, yeah! Vivo, ma dormo e sto in bilico, e così morrò. Vivo, ma dormo e sto in bilico, e così morrò. Non chiudo a chiave il mio cervello, ma lo tengo aperto, perché la chiave del successo è pensare diverso. Pensare diverso. Devo giocare le mie carte, scoprirle, tenere la mia rabbia da una parte oppure fingere. Devo sbrigarmi, cambiare i miei programmi, lasciarvi con un cazzo tra le mani ed umiliarvi. Lotti contro gli impianti, tanti santi adattati, ma se tu rompi i piatti come fai per mangiarci? Se ti agiti parli, se tu limiti gli altri, dopo imiti tanti, e come posso salvarti? C'è speranza. Io metterò in pratica la malvagità che ci ha insegnato. E non sarà difficile, che io vado anche oltre, ben oltre l'insegnamento. Vivo, ma dormo e sto in bilico, e così morrò. Vivo, ma dormo e sto in bilico, e così morrò. Persino su tutto si limita a fare il ruolo di un pannello di allarme. Non ci fa vedere le cose nella loro vera essenza, ma nella loro materialità. Per questo viviamo di dubbi, incertezze, per questo ci limitiamo. Forte è la persona che vince. E nel 2012 per vincere bisogna spezzare le catene che ci legano alla quotidianità. Vivo morendo e morirò da morto. Colui che vincerà dovrà essere immortale. Avrà tutto il tempo di cambiare il mondo.